E come spazio alla rubrica settimanale di Gnovis dal Monte. Questo appuntamento di Gnovis dal Monte è dedicato alla missione in Australia dall'Ente Friuli Tal Monte, partita di Sydney, e che partecipa anche il presidente del Consiglio regionale Bordin. Fino al 6 di dicembre la delegazione visiterà Melbourne, Adelaide e Perth, tutti i sedi di Fogolars Furlans. A ricevi Bordin, il presidente dell'Ente Friuli Tal Monte, Loris Basso, a Sydney. A Son Stassi il vicepresidente del Fogolar Furlan, Lucio Rupi, e la presidente del Fogolar di Sydney, Lidia Gentilini. Il Fogolar Furlan NSW di Sydney è che è responsabile dell'edizione di Sot la Nappe, il periodico della comunità furlana in Australia, è creata la Contatrupi la Hospice per espandere la cultura furlana e tenere stretti rapporti con la piccola patria, in grazie dell'appoggio della regione tramite l'Ente Friuli Tal Monte. Il lavoro, tutto fa dai volontari, sarà finito di Rupi, le motivi di grande bravura per tutti noi. Insieme i due Fogolar saranno passi 500 socis. Quanche ossesse migrassa, l'ha detto il presidente Bordin e Furlan, aveva lasciato una regione anche mo giovane che in Taians è cresciuta e guadagnando autonomia che non permette di governare le risorse e di chiappare decisioni importanti, creando opportunità per le famiglie e le imprese. Ent Friuli Tal Monte, al Fasquest an 70 anni, l'ha detto invece di Loris Basso, se vuoi il Friuli, lenta le condizioni di clamare, inta lavorare anche in grazie dalle rimessi, dai sforzi dei vostri genitori e dei vostri sbons. La missione australiana è continuata dopo l'incontro con la viceconsole generale d'Italia a Sydney, Giuditta Giuffrida, che ha evidenziato che in tale metropoli sono passati 50.000 italiani iscritti all'aire, e con la segretaria generale della Camera di Commercio italo-australiana di Sydney, Rachele Grassi. E dall'Australia News Living i saluti dai componenti, dai Fogolars, ad dunque i presidenti Basso e Bordin. Buonasera da Sydney e sin al congresso dei Fogolars Furlans dall'Australia e viene scominciato da Sydney e viene il primo presidente, il vicepresidente Lucio Rupi dal Fogolar di Sydney e Sbu. Grazie, tanto piacere di essere qui con noi, spero che ritornerà bene dal futuro settimana che i festeggiamenti che ha di Fogolar. Grazie. E viene anche la presidente Lidia dal Fogolar di Sydney che ha quasi 60 anni di storia. 60 anni di storia, grazie di aver partecipato anche in Australia, è stato un saluto al Friuli di Sydney e Friuli al Sud dal Mercurio e dal Furlans. Grazie. È un piacere anche avere il presidente del Consiglio regionale Bordin per questo importante congresso d'Australia. Anche di scrivere ascoltare tante storie di tante gente che la devia della nostra regione per cercare opportunità di crescita e vengono che hanno tanto amore per il paese che ha fatto crescere e fatto realizzare i loro pensieri, i loro voglie, i loro sogni. Però è una comunità che le ha del Friuli, sente il Friuli dal cuore e quindi la nostra presenza è testimonianza di vicinanza a tutti i Furlans che sono qui in Australia, alle loro famiglie, e soprattutto la manifestazione di un ringraziamento per portare i valori della nostra terra, delle nostre comunità qui in Australia, i messi australiani, il Friuli alle forte. Andi Furlans a tutto il mondo. E per usino tale tutte, Gnovis al torne domani sera, mandi e buone serate, di Viodisi.